Il nuovo Napoli del DS Manna e di Antonio Conte sta nascendo. Il primo acquisto verrà ufficializzato inizio settimana prossima. Di chi stiamo parlando? Di Avi Guerra. Facciamo la guerra a tutti quanti, ma c'ha tutti amici. Da Napoli dell'87. Chi non sa chi è Avi Guerra è un centrocampista classe 2023, appena compiuti 21 anni, dotato di fisicità 1,87 m per 75 kg, un giocatore all'anchissà, dai, che deve recuperare i palloni, deve far pressing, è un giocatore che serve per gli schemi di Conte. Il Valencia chiede 30 milioni, ma il Napoli è ai dettagli, sta trovando una cifra giusta, un accordo per i 25 milioni e chiudere con il giocatore. Per la pagina sportiva spagnola, Todaces, come si chiama, con 25 milioni è in chiusura. Il Napoli lo ufficializzerà la settimana prossima, inizio settimana. Voglio subito a chiudere per un colpaccio. Il DS Manna già lo voleva alla Juventus. Questo fa sembrare buono, anche perché è nel giro della nazionale spagnola, l'Under 21, ovviamente avendo 21 anni. La scorsa stagione con il Valencia 22 presenze e 4 gol, ma l'ho detto, il gol non è il suo forte, ma il suo forte è picchiare, recuperare i palloni per poi giocarli con la squadra, come fa anch'issa. Voglio buono, il Napoli di Conte già lo fa guerra prendendo Avi Guerra. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo acquisto. A me mi ispira tanto, proprio perché è giovane, è un giocatore che poi non viene da una squadra pingo pallina, viene dal Valencia, che è conosciuta in Spagna, penso. Vado a mangiare la paella, ma comunque a parte la paella, sapete che il Valencia comunque è stata sempre ad alti livelli. Ora ultimamente sono state altre le squadre, ma comunque sono sicuro e ne sono certo che anche il Valencia tornerà a fare il suo campionato e a dire la sua in Liga. Però noi parliamo di questo giocatore che entro settimana prossima il Napoli potrebbe averlo a sua disposizione per Antonio Conte, perché siamo veramente ai dettagli. 5 milioni al giocatore a stagione attualmente prende. Il Napoli deve diminuire, ovviamente, perché il tetto ingaggi del Napoli sappiamo che è andato a diminuire fino a 3,5 e dovrebbe arrivare anche lui a diminuire con l'ingaggio, perché non può prendere 5 milioni al Napoli come prendeva al Valencia. E poi il Valencia, come vi ho detto, vuole 30 milioni, però il Napoli trattava con 20 milioni, però io penso che per via di mezzo con 25 milioni la cosa si chiuderà, la trattativa si chiuderà e vedremo Avi Guerra a Napoli inizio settimana prossima. Niente, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se non l'avete fatto e che aspettate la carrozza, che aspettate la guerra, che arriva Avi Guerra. Mamma mia, una per Antonio Conte, ma pasci pazzo, ma manna, ma ci voleva un dirigente, che cosa così ci voleva, subito ha mosso tutto, e Lukaku, e Chiesa, e buongiorno, buonasera e buonanotte a tutti, da Napoli 87, e come sempre, voglio, forza Napoli!